ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo accennato, andiamo a Vicenza, Basilica Palladiana, perché ci aspetta una mostra veramente importante di quantità e di qualità. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, il direttore CISA del Centro Internazionale Studi di Architettura. Salutiamo il dottor Guido Beltramini. Pronto? Buongiorno. Buongiorno dottore, allora insomma siamo curiosi di conoscere questa mostra che ci sembra veramente eccezionale, con protagonisti di alto livello e con un nostro Andrea che si chiama Andrea Palladio. Di che cosa si tratta, dottore? È il racconto di una città, Vicenza, che a metà del Cinquecento decide di scommettere sull'arte e sulla cultura per trasformare il suo destino. Vicenza all'epoca è una città che non ha l'università come Padova, che non ha una posizione geografica favorevole come Verona, sulla via dalla Germania, non è nemmeno vicina a Venezia come Treviso. È una città però di un enorme dinamismo industriale e commerciale. A Vicenza si produce la miglior seta grezza d'Europa, quindi è una città piccola ma ricca. E capisce che che i soldi non bastano però, e che per dare un'immagine alla città è possibile utilizzare, come aveva fatto Roma pochi decenni prima, l'arte e l'architettura. Quindi chiamano in città un padovano, Andrea Palladio, un trentino, Alessandro Vittoria, e un veronese, Paolo Cagliari, detto appunto il veronese, e chiedono a loro di trasformare la loro città. Palladio costruendo i palazzi, Veronese affrescandoli e Vittoria decorandoli. Questi tre giovani artisti cambiano veramente il volto della città in 30 anni, dagli anni 50 del Cinquecento all'apertura del Teatro Olimpico, che è un po' il punto di arrivo di questa storia, nel 1585. Ecco, la mostra racconta questi 30 anni di un'avventura straordinaria. Certo, ma comunque questa classe nuova, diciamo, di nobili, ma anche di una borghesia che appunto, come dice lei giustamente, si era arricchita, ma era anche, diciamo, culturalmente, mentalmente aperta a una sfida, a un cambio appunto a ridisegnare la città. Ecco, anche questo è un punto di significato. Questo è un punto fondamentale per me. Perché quello che dobbiamo capire è che Palladio, Veronese e Vittoria portano con sé un'arte nuova, non un'arte tradizionale. Palladio lo scrive nel suo famoso trattato in 4 libri. Chi come me sa quanto difficile cosa sia introdurre un'usanza nuova, capirà quanto sono stato fortunato di aver trovato delle persone che hanno creduto alle mie ragioni. Ecco, la cosa che mi sorprende moltissimo ancora oggi è che l'architettura ricca nel Cinquecento è quella del Canal Grande, cioè palazzi con marmi preziosi, pietre lavoratissime e soprattutto colore. Palladio invece produce degli edifici low cost che sono fatti di mattoni rivestiti da un intonaco speciale che sembra pietra ma sono di mattoni, e degli edifici bianchi non colorati. È come se oggi scegliessimo, Frank Gehry, l'architetto che ha inventato Guggenheim di Bilbao, oppure Rem Koolhaas, gli architetti più di avanguardia. Ecco, questa aristocrazia, soprattutto vicentina, sceglie proprio l'avanguardia, e la ragione l'ha detta lei prima, cioè è una classe dirigente estremamente colta. Guardando i membri del Consiglio dei nobili della città, nel Cinquecento si vede che i laureati sono moltissimi fra loro. Quindi è una classe dirigente colta, coraggiosa, che scommette sul cambiamento. È aperta perché insomma poi ha cambiato la città. Allora, dottore, Alessandro Vittoria, ecco, magari è un po' in ombra rispetto al genio di Palladio. Effettivamente, chi è stato Alessandro Vittoria? Alessandro Vittoria, sconta il fatto che la scultura, riscuote meno l'interesse, del grande pubblico oggi, ma era famosissimo ai suoi tempi. È l'autore dei più bei ritratti in scultura di tutto il Rinascimento veneziano, tanto che è considerato una specie di alter ego di Tintoretto. Quello che Tintoretto è per la pittura, Veronese lo è per la scultura. Nasce a Trento nel 1525, quindi
e Palladio era nato nell'8, quindi lui ha 17 anni più di Palladio. Si forma però con uno scultore che si chiama Vincenzo Grandi, che è il padrino di battesimo di Palladio, e probabilmente è la trait d'union fra i due. Sì. Comincia poi, si forma a Trento, va in bottega di Sansovino a Venezia, ma presto litiga, proprio giovani che hanno voglia di emergere, e litiga, proprio rompe con Sansovino e viene a Vicenza a lavorare per Palladio in uno dei più importanti palazzi palladiani, Palazzo Thiene, in realtà un palazzo ideato da Giulio Romano ma poi costruito fisicamente da Palladio, e inventa nei soffitti di Palazzo Thiene quelli che sono i più importanti soffitti decorati della prima metà del Rinascimento in Italia, perché utilizza immagini degli imperatori romani insieme a quelle dei personaggi contemporanei, insomma inventa una vera e propria forma di decorazione che arriva direttamente dai modi decorativi romani antichi. Ecco, quello che lega Palladio, Vittorio e Veronese è la riscoperta della grandezza dell'arte romana antica, ognuno nel proprio ambito. Certo, anche con un linguaggio abbastanza innovativo, se vogliamo, un po' anche questo c'è completamente. stato. Per esempio, la mostra si apre con questo stupendo ritratto di Vittoria su un busto che viene dal Louvre di Parigi, in cui viene ritratto Giovanni Battista Ferretti, un turista vicentino che però aveva fatto fortuna nel Foro di Venezia. Ecco, per la prima volta Vittoria ha questa intuizione di vestirlo, anziché come un uomo del suo tempo, come un antico romano. Questa cosa che vi sembrerà semplice però cambia moltissimo, perché è come togliere la persona dalla cronaca di tutti i giorni e consegnarla nel mito, toglierlo dalla storia e porlo proprio nel mito antico. E questa è una cosa che poi Vittoria svilupperà negli anni successivi, ma è proprio uno degli elementi della sua fortuna, cioè questa capacità di far sognare i propri clienti, nello stesso modo in cui Palladio era in grado di far sognare i suoi clienti che avevano bisogno di nuove fattorie, trasformando le fattorie venete in ville ispirate alla Roma antica. Certo. Allora poi gli altri protagonisti, facciamo un cenno anche al Veronese, Jacopo da Bassano, che ci hanno lasciato opere straordinarie. Ecco, il loro contributo nella mostra, ecco, cosa vedremo quando... Allora, la mostra è straordinaria perché è una sorta di monografia di ognuno di questi artisti. Ci sono delle opere eccezionali di Paolo Veronese che arrivano da Vienna, dal Kunsthistorisches di Vienna, che arrivano da Madrid, dal Museo del Prado, che arrivano persino da Città del Messico, oltre che dai musei di Genova, per esempio. Uno degli obiettivi della mostra è raccontare non solo la grande rivoluzione vicentina, la trasformazione della città, ma allo stesso tempo anche di provare a capire come i grandi capolavori del Rinascimento venivano creati, cioè di farci entrare dentro le opere. Ed ecco che accanto ai capolavori mettiamo sempre i disegni preparatori, i bozzetti. È un lavoro faticoso perché magari il quadro oggi è a Budapest e il bozzetto è a Francoforte, ad esempio, come in un caso di Bassano, oppure in un altro caso di Paolo Veronese, il dipinto è a Genova e il bozzetto è a Città del Messico. Riunirli per la prima volta è un'enorme soddisfazione. Entrare dentro le opere, guardando come venivano fatte, con dei punti veramente affascinanti, perché si vede come Jacopo Bassano, strepitoso pittore, fa dei disegni meravigliosi che sono delle vere e proprie Polaroid, studi delle figure, mentre Paolo Veronese disegna in modo completamente diverso, interessato più alla composizione, e Palladio stesso, abbiamo in mostra alcuni dei più bei disegni di Palladio provenienti da Londra, perché sapete che purtroppo il 90% dei disegni di Palladio oggi è conservato in Inghilterra, e abbiamo proprio i disegni in cui si vede come Palladio concepiva un edificio, cioè come l'idea
dalla testa passava sulla carta. Abbiamo i 4, appunto, il libro dell'architettura, quindi anche quello è un documento importante. Fate cenno anche quello in mostra, sì, penso di sì, ovviamente. Ma certo, anche perché ovvio, sì. C'è una parte della mostra che è proprio dedicata a come questi artisti inventavano i loro capolavori, allora c'è proprio una bellissima pagina dei 4 libri con accanto un libro antico da cui essa è tratta. Benissimo. Interessantissimo questo confronto disegno e opera, quindi anche lì insomma si va a sviscerare. Sì, le piacerà molto, devo dire. Si va a sì, perché è qualcosa che non si vede normalmente, no? Perché di solito ci fermiamo di fronte alla meraviglia estetica di questi oggetti, ma nella mostra cerchiamo di andare oltre il fascino e di entrare nella conoscenza di quelle opere. Per esempio, una cosa che mi fa particolarmente emozionare è che vediamo come gli architetti come Palladio o i pittori come Veronese e Jacopo Bassano ovviamente trasferiscono le idee dalla testa alla realtà attraverso un disegno su carta. Però ci sono anche gli scultori. E come faceva Vittoria a fare gli schizzi preparatori? Li faceva con le mani. In mostra c'è uno strepitoso piccola terracotta di Vittoria che Vittoria fa davanti al suo cliente. Deve fare un ritratto di Apollonio Massa, grande intellettuale veneziano, va a casa sua e davanti ad Apollonio con le dita modella il suo ritratto, su cui poi realizza un grande busto. Ecco, vedere come i pittori e gli architetti, come dire, concepiscono con la carta e l'inchiostro, mentre un pittore con le mani è un momento molto bello della mostra. Emozionante, è molto insolito anche. È emozionante vedere questi passaggi che non sono così frequenti assolutamente. Però, direttore, c'è anche un altro aspetto. Qui ci dicono che si può risalire al mercato, diciamo, dell'opera, il costo dei dipinti e delle sculture e che il parametro erano anche o degli animali, un paio di guanti. Ecco, questo aspetto come l'avete realizzato? No, allora guardi, noi il problema che io ho sempre con questi oggetti meravigliosi che arrivano dal Rinascimento, che a me sembrano veramente dei relitti di un naufragio, cioè li vediamo meravigliosi ma non capiamo da dove venivano, che senso avevano per gli uomini che li avevano fatti o magari commissionati o magari solo ammirati. E un elemento secondo me importante delle mostre è ricostruire i contesti. Cioè non solo guardare le cose per l'emozione che ci danno, ma anche capirle, capire di cosa ci stanno parlando. Allora, come avete visto, metà della mostra è dedicata a come venivano fatte le opere, a quella che oggi chiameremo la creatività, l'innovazione, l'invenzione. L'altra metà risponde alla seconda domanda, cioè ma quanto valeva sta roba? Cioè che valore avevano nel suo tempo? E vi assicuro che avrete delle grandi sorprese. Perché? Perché noi siamo abituati a immaginare che i dipinti, i quadri, siano gli oggetti d'arte più preziosi e quindi più costosi. Non era così nel Rinascimento. Un quadro costava poco più di un paio di guanti. Perché? Perché nel Rinascimento quello che valeva non era tanto l'idea dell'artista, che è così importante per noi oggi, ma il tempo che si impiegava a fare le cose e la preziosità del materiale con cui lo si faceva. Quindi, per esempio, in mostra, questa parte della mostra comincia con un quadro strepitoso di Jacopo Bassano, un ritratto di 2 cani, che pensate che viene dal Louvre e al Louvre è esposto accanto alla Gioconda. Bene, il valore di quel quadro era poco più di un paio di guanti. Per poterci dare però capire i valori, abbiamo calcolato quanto valeva un maiale nel 500 vicentino e accanto ai quadri ci sono tante sagome di quanti maiali si potevano comprare avendo i soldi per il quadro. Questo perché a Vicenza, tutto il Veneto, giravano moltissime monete, i pagamenti delle opere d'arte avvenivano in scudi, in fiorini, in marenghi, cioè monete tutte diverse fra loro, che quindi rendono difficili i confronti. Invece abbiamo uniformato tutto, trovato il costo del maiale e paragonate le opere ai maiali. Questo è fantastico perché, per dirvi, voi che siamo a Padova, Museo Diocesano di Padova, ci sono 2 strepitosi, bellissimi bronzi di Tiziano Aspetti. Bene, i 2 bronzi valgono 100 maiali.
mentre il quadro di Bassano vale neanche 2/3 di un maiale. Lo stesso, ci sono dei busti di Vittoria che valgono 25 maiali. Una camicia di lusso per un ricco valeva 2 maiali e mezzo. E quello che voleva di più erano i pezzi antichi, busti romani antichi, arazzi, perché c'è un bellissimo arazzo in mostra del Tesoro di San Marco che aveva richiesto 14 mesi di lavoro. Terza cosa, le arti decorative. In mostra abbiamo un capolavoro assoluto che sono i cristalli di rocca incisi da Valerio Belli, Sì, il grande incisore sì, rinascimentale. Ecco, sì. pensate che quelli vengono pagati dal Papa Clemente VII 1000 ducati, cioè 333 maiali. Capite che proprio non c'era confronto con la pittura. Sì. Ma questo è interessante, capite? Perché Sì. riusciamo a entrare un po' di più nel mondo del Rinascimento. Certo, una chiave di lettura veramente straordinaria, quindi elementi, i criteri erano tempo e preziosità dei materiali, giusto E direttore? complicazione della lavorazione, Ecco, difficoltà nella lavorazione. Interessantissimo direttore, veramente. Allora abbiamo qualche minuto ancora, un cenno, insomma, a chi dobbiamo anche molto, perché se non ci fosse stato lui, magari il nostro Andrea qui sarebbe stato così un ragazzo sì, più semplice. Gian Giorgio Trissimo, una battuta, direttore, chi è stato questo uomo? Sì, tutta questa trasformazione di Vicenza da piccola città di provincia a capitale della cultura, Sì. la cui architettura ha ispirato tutto il mondo fino alla Casa Bianca, la dobbiamo a un politico, a un uomo politico, un letterato, Sì. Gian Giorgio Trissino. È lui che, in quanto anti-veneziano, viene esiliato dalla Serenissima, passa a Roma negli anni 10 e 20 del Cinquecento, vede come i papi, soprattutto Leone X e Clemente VII, usano le arti per costruire un'egemonia culturale universale del papato, torna a Vicenza negli anni 30 e decide di fare lo stesso nella sua città, cioè decide di usare l'architettura. Naturalmente lui però ha bisogno, lui è il cervello, ma gli mancano le braccia, e le braccia le trova in un giovane padovano che si era spostato a Vicenza da pochi anni, Andrea, figlio di Pietro della Gondola, per cui lui inventa il famoso nome d'arte Palladio. Palladio è il nome di un angelo che in un poema di Gian Giorgio Trissino aiuta i generali romani a sconfiggere i barbari. Ecco quindi che nella mente di Trissino Palladio è l'angelo che, come dire, contribuirà alla sconfitta dell'architettura barbarica, dell'architettura tedesca, e invece farà vincere l'architettura ispirata alla Roma antica, cioè l'architettura palladiana. Grande, grande uomo che ha visto bene in questo ragazzo qui di Padova, insomma, è diventato il grande Andrea Palladio. Direttore, veramente verremo a vedere questa mostra, ripeto il titolo, la fabbrica del Rinascimento, aperta sino al 18 aprile 2022, quindi c'è tutto il tempo per venirla a vedere. Interessantissima la narrazione che si è fatta. Complimenti direttore, complimenti, bellissimo. Grazie, e vorrei anche tranquillizzarvi che siamo nell'enorme salone della Basilica, quindi nessun problema di distanziamento, grandi volumi, quindi il Covid non è una ragione per non venire in mostra. Certo, non c'è motivo e noi ci verremo. Non c'è motivo. Non c'è motivo. Bene. Grazie direttore, Grazie, arrivederci. E complimenti, Arrivederci. grazie direttore. Grazie.